Eccoci qua con il mister. Lascio a lei la parola. Un 0-0 che comunque ci permette di portare a casa un punto. Qualcuno magari era venuto qua con qualche pretesa in più, ma bisogna fare sempre i conti con l'avversario. Certo, noi come questo qualcuno siamo venuti con l'intento di vincere. Sicuramente abbiamo trovato una buona squadra, un campo in condizioni che ci faceva giocare poco, sia noi che loro, insomma. Per noi è un risultato penso giusto, anche se forse le migliori occasioni, specie il secondo tempo, le abbiamo avute noi. Che dire, andiamo avanti, proseguiamo, il gruppo ci sta comportando molto bene, quindi il punto fatto qui in casa dell'Union Vigno, insomma penso che sia un risultato positivo. L'impressione dagli spalti comunque di una squadra tonica fisicamente c'è, penso anche mentalmente. A questo punto del campionato insomma, è fatica fare un giudizio. Lei dovendo farlo adesso, siamo più verso i playoff o più verso cercare la tranquillità? No, siamo in una situazione che dobbiamo essere fiduciosi tutti, dico tutti, per dire il pubblico, per dire i dirigenti, per dire lo staff tecnico di questi ragazzi, per cui sanno che devono dare il massimo fino alla fine, ne abbiamo parlato anche prima della partita, ma possiamo qua, insomma, quello che si arriva è tutto di guadagnato, è tutto positivo per tutti, insomma, per cui lotteremo fino alla fine, abbiamo una partita in più da recuperare, perché non crederci, perché non pensarci. Sì, dicevo prima nell'intervista con Clemente che la nota positiva, almeno dal mio punto di vista, oggi è stata la conferma di Marc Trabì, che è una sua scoperta, possiamo dire, perché lei l'ha scoperto nel ruolo di attaccante e si è mosso bene anche oggi. Questo può darci veramente una grossa mano davanti. Sì, Marc anche lui sta prendendo campo, sta prendendo fisicità, ecco, non è semplice nemmeno per lui, è un ragazzo che è da ammirare, insomma, è qui, la società gli sta dando, insomma, tutte le possibilità di giornaliere, ecco, per cui Marc sta aiutandoci anche lui, per cui è una buona scoperta sia da parte mia che da parte della società. Allora, per chiudere, un breve excursus sulle prossime 3 partite. Abbiamo Vazzolese in casa, che è un recupero, poi abbiamo l'Ovis Presiano che è poco distante da qua, poi c'è il Favero. Quale delle 3 teme di più? No, sono gli altri che devono temerci noi non temiamo nessuno, siamo una squadra che sa come deve comportarsi, per cui noi andremo avanti e ogni domenica, ecco, cercando di portare a casa il massimo risultato. No, era una domanda trabocchetto, perché insomma so che col Favero lei ci tiene a fare certo bella figura. Ma figura. i 3 punti del Favero sono anche i 3 punti della Vazzolese, sono anche i 3 punti dell'Ovis, per cui vedremo. Bene, grazie mister.